Probabilmente è arrivata un po' presto la sfida calcistica che due città, come Agrigento e Licata, attendevano da tempo. Le bizzarrie del calendario le pongono una di fronte all'altra proprio alla prima giornata di campionato, quando entrambe le squadre sono in fase di completamento della preparazione. Ma occorre fare buon viso al cattivo gioco ed oggi, scendendo sul rettangolo di gioco, ognuno lotterà per la propria maglia senza pensare proprio a nulla. Marco Coppa e Pippo Romano hanno preparato questa sfida in silenzio, senza troppi proclami, ma in cuor loro sono consapevoli che iniziare bene il difficile campionato di Serie D sarebbe una cosa ideale. Da una parte una squadra rodata come quella licatese, che ha cambiato poco o nulla rispetto alla scorsa stagione, dall'altra l'Akragas, che ha rivoluzionato i propri ranghi. Chi la spunterà? Cosa potrà fare la differenza in campo? Una cosa è certa, si ritorna ad assistere a questo derby dopo ben 10 anni e sugli spalti, oltre il pubblico di casa che si attende molto numeroso, ci sarà una rappresentanza licatese per un massimo di 150 tifosi, per come stabilito dalla locale questura di Agrigento. Il primo derby di campionato tra Akragas e Licata all'Esseneto si giocherà a partire dalle ore 15 e sarà affidato ad una terna tutta siciliana. Dirigerà Fabio Franzò di Siracusa, il quale verrà assistito da Pietro Anile di Acireale e Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotha. L'altra sfida tra Canicattì e Siracusa, in programma a partire però dalle ore 16 al Saraceno di Ravanusa, sarà diretta da Gaetano Alessio Bonasera di Enna, collaborato da Francesco Davide Bonaccorso di Catania e Franz Joseph Grasso di Cireale. È inutile negare il fatto che sia una partita come le altre, il derby è qua, è un derby sentitissimo. E tutti noi nuovi, parlo di me, dei calciatori che non erano mai stati qui all'Akragas, hanno capito da subito quale settimana di lavoro ci attendeva. E ogni giorno che si avvicina di più a questa partita aumenta la concentrazione, aumenta la tensione, però lavorando sempre con la solita anche serenità, perché comunque deve accompagnarci anche la serenità, altrimenti la tensione e la concentrazione potrebbero fare brutti scherzi, per cui cerchiamo di trovare un equilibrio nella gestione della settimana, sapendo di affrontare un'ottima squadra, sapendo di affrontare un allenatore che credo che sia fra gli allenatori più importanti di questa categoria. Noi dobbiamo scendere in campo con grande umiltà, che è quella che fino ad oggi ci ha contraddistinto. Come arrivate a questa super sfida? Devo dire che vedendo gli ultimi allenamenti credo che la squadra abbia recuperato anche qualcosa da un punto di vista atletico che sembrava fosse perso nell'ultima partita contro il Ragusa. Invece io ho visto i ragazzi negli ultimi allenamenti, nelle ultime sedute fino a quella di oggi, ho visto i ragazzi stare bene anche sotto il profilo atletico. Dobbiamo semplicemente adesso stare sul pezzo con la testa anche fuori dallo stadio. Mentre siamo a casa, mentre siamo in albergo, mentre siamo al ristorante. Dobbiamo vivere questa partita come tutte le altre, sapendo però che non possiamo nasconderci dietro un dito e il derby è derby. Il derby è una partita impronosticabile, cosa potrebbe fare la differenza? No, non lo so, perché come hai detto tu il derby è una partita speciale. Io credo che la differenza la possano fare tanti fattori, non soltanto uno. Io credo che bisogna combinare, domenica bisogna scendere in campo e combinare una serie di fattori, metterli insieme, e ho detto prima la giusta tensione, la giusta concentrazione, la giusta applicazione, la giusta rabbia agonistica e la giusta attenzione, ma credo però prima di tutto la giusta passione e fame, perché io le faccio camminare insieme. Non c'è passione senza fame secondo me, per cui speriamo di avere la fame giusta. L'Akragas finora in Coppa Italia, nelle 2 vittorie consecutive, ha azzeccato, indovinato l'approccio alla partita. Sì, questo potrebbe fare la differenza domenica? Questo credo che faccia la differenza domenica, ma per tutte le altre partite. Io credo che l'approccio sia determinante, i primi 10 minuti di una partita di calcio credo che siano determinanti per
per noi stessi e anche un po' per gli avversari. Io credo che l'approccio non debba essere mai sbagliato, questo dipenderà tanto da me, ma dipenderà anche dai ragazzi, che credo che per quello che mi hanno fatto intendere abbiano tanta voglia di dimostrare e di fare un regalo ai tifosi, perché sanno benissimo i tifosi quanto tengono a questa partita dopo tanto tempo, dopo 10 anni che non accadeva e dopo 17 anni che non si poteva assistere ad una festa. Credo che sia una festa bellissima, perché ci saranno gli spalti aperti anche per i tifosi avversari, per cui speriamo sia una bellissima giornata di sport, ma poi anche con un epilogo a nostro favore per quanto riguarda il risultato calcistico. Marco Rossi, ci siamo, inizia il campionato e inizia con un derby da non perdere, Akragas-Licata, partita che promette tante emozioni. Sì, è una partita importante davanti al nostro pubblico, ci teniamo a fare bene, soprattutto per la città, dato che è un derby molto sentito, soprattutto perché è anche la prima di campionato, quindi ci teniamo a partire bene. Come sta l'Akragas, come è arrivata a questa partita molto importante? Ma stiamo bene, abbiamo già fatto 2 partite ufficiali che comunque ci hanno dato già minuti nelle gambe, siamo fiduciosi per questo inizio di campionato. I derby, si sa, sono partite senza pronostico. Cosa potrebbe fare la differenza domenica tra Akragas e Licata? Il fattore campo quanto è importante? Ma sicuramente l'aiuto del nostro pubblico sarà fondamentale. Giochiamo in casa, quindi dobbiamo puntare a fare bene ed ottenere i 3 punti. Parlando un po' di inizio stagione, perché hai scelto l'Akragas? Comunque è un progetto importante, una società storica, quindi che vuole fare bene, quindi non ci sono stati dubbi, ecco, sulla scelta. Che messaggio vuoi lanciare ai tifosi biancazzurri? Ma sicuramente li aspettiamo tutti allo stadio per sostenerci e noi daremo il massimo domenica per portare a casa i 3 punti.